A Marghera invece il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa Sani in Veneto ha presentato il suo terzo bilancio sociale. Si lavora per costruire un modello produttivo moderno con al centro il benessere del dipendente anche psicofisico. Boom di adesione al progetto che mette a disposizione dei lavoratori un psicoterapeuta. Nel mondo dell'artigianato veneto non basta più offrire un posto fisso, l'impresa deve guadagnarsi i lavoratori mettendo sul piatto surplus che puntano sul benessere anche psicofisico. Il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa Regionale Sani in Veneto sta configurando un nuovo modello produttivo che viene incontro alle esigenze moderne. Tra i progetti Costruiamo Buoni Pensieri, un percorso che mette a disposizione dei dipendenti uno psicoterapeuta. Bilancio positivo perché stiamo avendo molte richieste, anzi facciamo fatica a rispondere in alcune zone e addirittura ci sono persone che fanno dei mini percorsi con noi. Il primo resoconto durante la presentazione del terzo bilancio sociale del fondo costituito da Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani, CGIL, CISL e UIL. Nel 2021 232.000 prestazioni erogate, 12 milioni di euro liquidati. Dimostriamo una grande capacità di innovare, sottolinea il presidente Antonio Morello. Novità attese già per il 2023, tra queste la sperimentazione di un'integrazione con la sanità pubblica con percorsi dedicati per gli iscritti al fondo. 2023 ci vedrà impegnati su tanti ambiti che riguardano anche le nuove tutele che abbiamo messo in campo, sì, le convenzioni con la Regione, ma soprattutto continuare a dialogare con il territorio, perché la nostra forza è la capillarità e il territorio.